generale dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina. In mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale dietro la stazione, dove vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzi e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Generale, queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno che è mezzo vuoto e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Grandissimo a questa cantante Elena Baldan, rigorosamente dal vivo. Grazie a Elena di aver accettato il nostro invito, naturalmente grazie anche alla musica di Angela di essere qui questa sera con noi e con questi meravigliosi ospiti. Guardate la Mirella che ha ospite stasera. Abbiamo degli uomini, perché sono degli uomini meravigliosi, che vi presento subito, che fanno parte della Spea Onlus di Padova con il suo allenatore, che è Sergio Ambrosi, che è molto preoccupato e dice: qua i miei ragazzi come andranno questa sera? Ma benissimo, tanto li presentiamo subito. Anzi, facciamo una cosa, si presentano. Tu sei? Roberto Casalini. Quanti anni hai, Roberto? 42. E cosa ti piace di più di fare nello sport? Atletica. Atletica, avete capito. Poi dopo di lui chi abbiamo? Michele Giugno. Quanti anni? 44 anni. E a te, Michele, cosa ti piace fare? Un po' di tutto. Un po' di tutto, vari sport. Poi chi abbiamo? Bassa Federico. Quanti anni, Federico? 51. Stano 52. E a te cosa piace fare? Sport. Cosa in particolare? Atletica leggera. Avete sentito? E poi qui alla mia destra chi abbiamo? Stefano Lucato.
Quanti anni, Stefano? 33. E a te cosa piace fare di più? Quale sport? Continuare l'atletica e cavalcare il cavallo. Avete capito? Guardate il suo allenatore, guardate, è qua vicino a me, saluto tantissimo, grazie per essere qui, anche a Sergio Ambrosi, però vicino a Sergio che abbiamo una mamma, perché questa sera noi vogliamo sentire anche i genitori, specialmente le mamme, queste mamme che danno tanto ma ricevono tanto da questi meravigliosi ragazzi che poi diventano uomini. Vi presento subito Basso Maria, buonasera Maria, grazie di essere qui. Cosa vuol dire essere mamma di un uomo meraviglioso come questo figlio? Non ci sono parole. Avete sentito? Perché danno molto affetto, danno molto di tutto, si capisce, ti fanno vivere veramente la vita, ti aiutano, anche dei piccoli consigli ti danno, un po' di tutto, perché è veramente meraviglioso stare vicino a questi ragazzi, perché io me ne occupo addirittura di 2, perché ho anche mio fratello da 17 anni e dico veramente sono felice. Senti Maria, da bambini più di qualche volta vediamo queste mamme preoccupate perché è un momento difficile, anche perché il dopo di noi è quello che preoccupa più di tutto. Però cosa vuoi dire a quelle mamme, a quei genitori che sono così in apprensione perché vedono questi bambini piccolissimi con questo problema, che poi non diventa un problema, anzi diventa, come hai detto tu, un aiuto per migliorare anche noi stessi alla nostra vita e capire cosa bisogna dare per avere. Prego Maria. Niente, bisogna farlo come gli altri bambini, aiutarli a crescere, inserirsi nella società, farli pianino, se vogliono la loro autonomia, pianino se la deve dare, perché io per prima ero molto apprensiva, finito le medie dovevo andare a scuola a Padova a 90 doveva cambiare 2 pullman, e però il direttore, padre maestro, padre D'Egidio mi ha detto no, vedrai che lui, infatti dopo 3 giorni che andava con mia mamma accompagnato in pullman più per vedere, già il secondo giorno mi ha detto mamma io mi arrangio, non mi serve la spia. Avete capito? E lui è sempre andato autonomamente, non ha mai perso il pullman, non ha mai perso, si alzava alle 6:30 di mattina, prendeva il pullman di linea e tornava la sera alle 5:30. E proprio vedevi che aveva bisogno, infatti tante mamme adesso dicono ma sai perché lui ha bisogno della sua autonomia, pianino, ma si guarda da lontano, bisogna darla alla loro anche perché autonomia. Maria, diciamoci la verità, questi sono dei ragazzi che poi diventano uomini, delle persone assolutamente normali, anzi sono più sensibili e danno di più anche alla società. Sentiamo anche l'allenatore, perché è giusto sentire anche Sergio Ambrosi, cosa vuol dire allenare questi ragazzi, quanta soddisfazione danno questi ragazzi, Ambrosi? Danno una grande gioia, più che altro perché loro sono molto affettuosi, si legano molto al tecnico, all'allenatore, all'accompagnatore, di conseguenza si forma un affetto che è difficile da non... E quanti si impegnano questi ragazzi quando iniziano a praticare lo sport? Ma questi atleti in allenamento, in gara, danno sempre tutto. Sentite. Per cui non è che diano di meno del normodotato, loro danno sempre tutto, danno il massimo di loro stessi. Noi con gli allenamenti, con i metodi di allenamento cerchiamo di fargli migliorare il lato fisico, il lato agonistico, però loro danno sempre tutto, sia in allenamento sia in gara, perché a loro piace fare l'attività sportiva, piace praticare in questo caso l'atletica, per cui loro danno sempre il massimo, per cui il loro impegno oltretutto è anche maggiore rispetto al non dotato, perché loro devono anche superare le loro difficoltà. Per cui, e perciò diventa ancora più oneroso per loro, però ce la mettono tutta per superare, diciamo, anche questa barriera. Sì. Allora io direi di partire anche con le slide, queste foto bellissime di questi atleti, perché sono così, e poi commentiamo assieme a loro anche queste foto che fra poco vedrete sullo teleschermo. Ma quello che io voglio anche far capire a casa, a certi genitori, Maria, che ancora adesso si vergognano di avere questo ragazzo così o questo bambino, cosa vuoi dire a questi genitori che si stanno ascoltando, che cercano di ripararlo chissà da dove, chissà da cosa, mentre il ragazzo vuole vivere la propria vita normale, anche come bambino? È l'errore più grande che possono fare, la scegliere di nascondere il proprio figlio. Sentite? Perché il proprio figlio ha bisogno di stare in mezzo alla gente. Anch'io non avrei mai pensato che Michele
fosse così autonomo, lavorasse dove il lavoro gli vogliono bene, lo rispettano e lavora bene, tutti lo amano, tutto, perché si ha il senso materno è quello di proteggere, invece è una cosa sbagliata. Anche gli altri normodotati non si proteggono perché si lasciano andare, vogliono andare, scappano. Loro non scappano, però chiedono di essere lasciati. Aspetta Maria, perché c'è questo uomo qua che dice guarda là cosa sto vedendo. Cosa vuoi dire? Dimmi. Vedendo questa foto cosa ti viene in mente di dire? Chi rappresenta questa foto che stai vedendo? A me. Hai capito? E quanto bello è vedere queste foto, vedere quanta grinta avete, quanto impegno ci mettete per vincere queste gare. È difficile vincere una gara? No. Avete sentito? Non è difficile, basta allenarsi, trovare un bravo allenatore, avere la famiglia che ti segue, tutto si risolve in un attimo. Michele, hai sentito la mamma cosa ha detto? Cosa vuoi dire alla mamma? Come l'autonomia sono adesso abituato, c'è due che lavoro alla Moncler, Sì. mi rispettano bene, tutti mi vogliono bene, soprattutto con i loro figli, non ho più contatti con loro. Tua mamma ha detto una cosa, Michele, ha detto, mio figlio ha detto, non ti preoccupare che io so arrangiarmi, so andare da solo e vivere la mia autonomia. Quanto importante è, e dillo anche ad altri ragazzi che ti stanno ascoltando, essere liberi, cioè essere, perché tu sei normale e devi vivere una vita normale con la tua libertà e le tue scelte. È importante essere liberi, Michele. Sì, è anche importante essere liberi, però l'unica cosa che certi vengono anche accompagnati dai genitori Sì, per i primi anni, sì. crescendo sempre di più l'autonomia e più voglia di stare insieme. Allora, per un periodo va bene che i genitori accompagnano, però quando vedono che il ragazzo è in autonomia e in libertà devono lasciarlo andare, perché voi siete in grado delle vostre azioni. Io direi di partire anche col filmato e poi sentiamo anche l'allenatore. La storia atletica di Roberto Zanda era chiusa in queste immagini. È così che la nostra avventura ebbe inizio. C'è un proverbio che dice: quello che non ti uccide ti fortifica. E Roberto Zanda nei suoi 20 anni dedicati a maratone estreme lo sa bene. Lui, che oggi si ritrova a guardare il suo passato e non si capacita di quanto è riuscito a fare. È tempo di bilanci, ma il tempo non ti dà tregua. Sì, è una grande verità. Il tempo passa inesorabile, perché il tempo non ha vita. Il tempo è vita. Ormai sono passati 60 anni. L'ultima impresa è stata una gara estenuante, lunghissima, che lo ha portato ad attraversare i Pirenei dal Mediterraneo all'Atlantico. 14 giorni di sofferenza mentale e fisica alla ricerca continua di motivazioni per dare un senso all'impresa e a tutta quella interminabile strada. Solo il pianto urlato nelle notti fredde interrompeva quella solitudine profonda che lo ha accompagnato per 900 chilometri. E ad ogni suo arrivo è con l'immancabile bandiera della Sardegna. Lui, fiero paladino e rappresentante di una terra e un popolo unici. E quante volte, alla fine dell'impresa più dura, quando ormai si pensa di aver consumato tutte le riserve di energia e non riesci più a gioire neanche per la vittoria, giungi a una conclusione. Chiudo con le ultramaratone. Non voglio più soffrire, ho voglia di normalità. Ormai sono passati mesi da quell'ultima missione. E stranamente ancora una volta qualcosa si risveglia in te. Punti sempre più in là.
quasi per caso trovi una gara tra i ghiacci, la Yukon Arctic Ultra. Considerata forse la più estrema al mondo, dove l'ipotermia è dietro l'angolo e il rischio della vita è presente. 500 chilometri a piedi in autosufficienza, trainando uno slittino e con punte di temperature fino a meno 50 gradi. Il 28 gennaio 2018 Roberto Zanda parte per la Yukon Arctic Ultra e del tragico epilogo ne hanno parlato i media di tutto il mondo. Ciao ragazzi, grazie per il vostro sostegno. In questo momento sono all'ospedale, stiamo appena cercando di riprendere. Vivo ancora in questo momento gli incubi delle notti che ho passato da solo nella foresta a piedi scalzi. Roberto era secondo, rimontava alla grande, ma non andò come doveva andare. Il fatto ha voluto che non andassi in punto dove è andato, però almeno la vita la porterò a casa. Grazie ancora. Ciao. Nelle prossime righe, che non leggeremo, è concentrato tutto il carattere di un uomo come Roberto Zanda. Era il 7 luglio 2018 e il progetto di rinascita in lui era in serbo già da molto prima. sui campi di gara. Quale sarà la tua prossima sfida, Roberto? Salutiamo Roberto Zanda che sicuramente questa sera ci sta guardando
e veramente gli diciamo un grazie per esistere, un grazie per dare la forza a tanti atleti, a tante persone che magari sono in carrozzina, oppure sono a letto, oppure nel divano e da tutto parte dal cervello non riescono a capire che se tu vuoi ti puoi rialzare. Qui parlo subito con Sergio Ambrosi, vedendo questo filmato, voi non avete idea quante richieste ho avuto per rimandare questo filmato, che è un filmato che fa capire che quando tu veramente desideri di ritornare a vivere ce la puoi fare. Vedendo questo filmato lei cosa vuole dire, Ambrosi? Ma per me, che con loro frequento le gare, i campionati del Comitato Paralimpico, sono abituato a vedere dove facciamo riscaldamento i pezzi di protesi, cioè, forse bisogna vivere quei momenti là per capire quante persone che praticano sport nonostante la disabilità e nonostante i loro problemi. Però, ripeto, quando sei là con i ragazzi che gli stai facendo riscaldamento e vedi la gamba, il braccio, la mano, ci si rende conto che... Poi, nel caso di questo ultramaratoneta, lo diceva Luca Coscioni nel suo libro Il maratoneta, che chi ha corso la maratona non china mai il capo e reagisce sempre. È proprio l'avere la corsa, se riesci a correre, a fare quelle manifestazioni sportive lì, avrai sempre dentro la forza per reagire e per tornare. Conosco questa realtà perché la vivo. Certo. La vivo. E soprattutto per quelli che hanno difficoltà fisica. Loro fanno parte della federazione di atleti con disabilità intellettiva e relazionale. Poi ci sono quelli che praticano l'attività, che fanno parte con disabilità fisica. Quelli è ancora più difficile, però vedo che ce la fanno, non solo ce la fanno a praticare sport, ma ce la fanno anche a vincere e a ottenere dei risultati, soprattutto anche a livello internazionale. Vediamo chi vuole parlare, chi ha visto questo filmato e vuole dire qualcosa a Roberto Zanda che vi sta ascoltando. Allora partiamo da te, cosa vuoi dire a Roberto che ti sta ascoltando quando hai visto con quanta forza, come fate voi che ce la mettete tutta, cosa vuoi dire? Bravo. Bravo. Tutta forza, l'hanno Roberto. Grande Roberto. E tu cosa vuoi dire a Roberto? Io dico a Roberto, senta anche la sofferenza, per la voglia di curare c'è sempre. Anche nella sofferenza? Sì, anche nella sofferenza, sì, perché io ho sentito la sofferenza in più la voglia di fare. Bravissimo. E tu cosa vuoi dire a Roberto? Forza, grinta, carica, di più. Ecco, e tu? Vuoi dire qualcosa, Roberto? È stato bravo, Roberto? Sì. A vincere questa battaglia? Sì. Bisogna avere grinta, Sì. passione, Sì. forza e soprattutto dire io ce la farò. Sì. Mamma Maria, vedendo questo uomo come tuo figlio, che era una persona normalissima, all'improvviso questa tragedia, però nella tragedia lui è riuscito ancora una volta a vincere, a superare, ecco, questa barriera che non è una barriera architettonica ma anche una barriera mentale, soprattutto di dire io ci riuscirò, io mi alzerò, io correrò ancora. Cosa vuoi dire, Roberto? Ma io sono sempre positiva, dico sempre che bisogna sempre sperare e metterci tutta la grinta per riuscire a uscirne. C'è un precipizio, però pianino si può, con la voglia di fare, tutto può succedere. Tutto può succedere. Allora noi vediamo cosa rispondono questi ragazzi, questo allenatore e questo sport a Roberto guardando il servizio che abbiamo appunto su questi ragazzi. Andiamo col prossimo servizio. Eccoli mentre salutano con la mano. Sono i protagonisti del progetto Inclusione Spiagge Venete, mentre a bordo della loro barcavela dalla laguna si stanno dirigendo verso il mare, in quel di Jesolo, persone con disabilità fisiche e sensoriali di vario genere, con Maria Chiara e il suo racconto del mare. Il mare mi è piaciuto tantissimo e sono felice. Per la prima volta sono andata in barca con i miei amici di AIPD e questo per me è stata una emozione
più grande. Poi c'è Daniele, nei suoi occhi ancora il bagliore del sole. Il mare è bellissimo, il mare è unione e regattare sul mare è il massimo per la nostra, è una delle cose più importanti per noi perché è un'esperienza importantissima che non ci è permessa in molti casi. Ragazzi disabili di diverse associazioni venete, con molti di loro che sono saliti in barca per la prima volta, arrivando a toccare il cielo mentre vogavano in canoa, sempre per la prima volta. Ragazzi che hanno potuto usufruire di acque finalmente accessibili grazie a tutta una serie di servizi ricreativi, attrezzati e organizzati appositamente per loro, per sentirsi tutti uguali nel vento. Avere a disposizione delle realtà praticamente che non hanno mai visto il mare e sentire le loro emozioni è una cosa che a me ha toccato veramente molto profondamente. Progetto questo della Regione Veneto nel nome dell'inclusione sociale e turistica, che racconta del grande viaggio della vita e di come attraverso le asperità si possa arrivare a toccare le stelle, perché, scrive Tiziano Terzani, la fine è l'inizio. Lo racconta Matteo Giommo di Biancade, la soddisfazione e la fierezza di essere protagonista della propria vita, che poi è quella di tutta una nazione. A fine mese parto per i mondiali di tennis tavolo e si svolgeranno nell'isola di Madeira in Portogallo e vado a rappresentare la maglia azzurra d'Italia. Sergio Ambrosi, allora abbiamo visto questi ragazzi, per loro niente è impossibile, soprattutto non hanno paura. Pensate quante volte sentiamo i ragazzi normalissimi, dicono no, io ho paura, io non voglio salire, io ho paura dell'acqua, io ho paura qua, invece loro salgono. Ma avete visto il sorriso? Ecco, il sorriso che accompagna questi ragazzi, questi uomini, anche nelle disavventure anche più terribili. Cosa vuol dire, Ambrosi? A loro piace fare la vita che facciamo tutti noi. E loro vorrebbero riuscire a farla. Per fortuna c'è chi riesce ad accompagnarli, a organizzare certe manifestazioni, certe feste, diciamo, per loro, è importantissimo e difatti loro poi l'apprezzano molto, molto gioiosamente queste iniziative. Per quanto riguarda loro praticano, si allenano assieme con i normodotati. Noi in pista ci alleniamo assieme agli altri che gli danno coraggio, li accompagnano, gli fanno festa, li abbracciano, per cui è sempre un momento gioioso. L'importante è che stiano assieme e possano condurre una vita come la nostra. Ecco, perché è molto importante farli sentire normali, perché loro sono normali. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo dare questa sera. Noi abbiamo uomini normali, ragazzi normali, bambini normali. Siete voi genitori che delle volte sbagliate, che fate la differenza. Loro la differenza non la sentono, non la vedono e non la vogliono neanche vivere. Perciò vi prego, se qualche genitore ha le orecchie tappate, ci sono i cotton fioc o altre cose per stapparle e capisca molto bene cosa vuol dire libertà. Mamma Maria, vedendo anche queste immagini, questi ragazzi con la vela, con l'acqua, con il mare, ma soprattutto si parlava di inclusione, cos'è che chiederesti tu ai governi? Quello che c'è, quello che è stato, quello che verrà, non si sa, cos'è che manca secondo te per avere proprio un'inclusione sociale perfetta per loro? Beh, bisogna partire dall'ambiente della scuola, dare più sostegno alle maestre di scuola in modo che inseriscono questi ragazzi a scuola, che non possono lasciare le maestre sole che devono inserire questi ragazzi, perché non è vero che i ragazzi li mettono da parte, questi bambini. I ragazzi li vogliono insieme, perché ancora adesso Michele dai suoi compagni di classe alle cene, alle feste lo chiamano. E devono avere, se le maestre a scuola hanno un po' più di sostegno, hanno la maestra che li aiuti a inserirli in classe, questo che invece adesso questa è proprio una mancanza molto, molto sentita dalla scuola. E dopo sì, bisogna inserirli, far sì che si inseriscano in tutte le... aiuto all'inserimento. L'inserimento, sì, perché incomincia dalla scuola, che allora viene un po' di aiuto anche ai genitori, perché si sentono un po' trascurati, perché non hanno i figli che non sono seguiti come dovrebbero.
tutto là, perché alla scuola, deve iniziare dalla scuola. Maria, qualche genitore continua a dirmi, e l'ho detto anche prima questa frase, che fa paura il dopo di noi. Quando non ci sarò io come genitore, cosa succederà a mio figlio? A questi genitori tu cosa vuoi dire, ma soprattutto ai nostri amministratori, ai nostri politici? Oddio, il dopo di noi è un problema, perché io ho visto con mio fratello il dopo i miei genitori e me lo sono presa a carico, non ho rimpianti, per carità. E dopo di noi, sì, si affida un po' ai fratelli, però è cioè, tutto relativo, la famiglia deve essere supportata in qualche maniera, perché sì, si fa presto a dire mettiamo in istituto, non è vero, perché non è là che si può, là si chiude una porta. Sono queste case famiglie, è vero, però devono sempre essere assistiti, devono dare un sostegno alla famiglia prima cosa. E dei CEUD, questi centri che ci sono di accoglienza dove questi ragazzi poi alla sera vengono portati a casa, ma durante la giornata possono lavorare, uscire? Io qui non ho esperienza, perché con la scusa sia mio fratello che mio figlio lavorano esternamente in ditte. Federico lavora in una cooperativa della lavanderia dell'ospedale, e allora non vivo, ma dopo c'è una mamma che può spiegare in questo contesto. Cosa vuol dire anche avere dei supporti molto importanti? Perché io questo non posso dire. Però hai sentito che c'è questo problema da parte di tanti genitori, appunto, che se non ci fossero questi CEUD, questi aiuti dove portare i ragazzi che si sente libero. Sollevano le persone. Esatto. Adesso i miei fanno 4 ore al giorno, al mattino, però poi il pomeriggio hanno l'allenamento, leggono il giornale. Perciò vivono, diciamo, hanno la giornata. loro vita in questo contesto. Dopo so che ci sono queste strutture che li vanno a prendere col pulmino al mattino, li portano a casa alla sera, però dopo qua non posso dire. Però dopo tu dentro. hai vissuto la tua realtà e la stai spiegando molto bene. Sì, questa è una realtà che vivo da 20 anni e sono felice, sì. Sentiamo anche l'allenatore. Se lei dovesse chiedere qualcosa, Ambrosi, per aiutare ancora più questi ragazzi nello sport, perché tanti dicono ma costa tanto, non possiamo, come facciamo? Forse un po' più di pigrizia anche mentale di certe persone, secondo lei, Ambrosi? Ho assistito a una prova di giochi studenteschi provinciale e mi sono accorto che ci sono tanti ragazzi giovani con problemi di disabilità, erano tanti. Purtroppo che si avviano alla pratica sportiva sono pochi. So che è impegnativo da parte dei genitori perché li devono accompagnare, devono portarli agli allenamenti. Però per la felicità e il benessere del proprio figlio si dovrebbe fare questo altro. Devono capire che per migliorare la qualità della vita del diversamente abile è importantissimo seguire la pratica sportiva, perché li aiuta a crescere tutti i punti di vista. Poi guardiamo ancora dei filmati, guardate, di scherma, perciò quanto impegno anche in questo. Cosa vuoi dire, dimmi, vedendo questi filmati? Io vedo che si impegnano, fanno la loro attività sportiva e soprattutto voglia di fare. La voglia di fare sport, di giocare, di divertirsi? Sì, e con molta continuità e poi divertirsi con gli altri. Divertirsi con gli altri, perché loro hanno bisogno di stare assieme ad altre persone, ad altre ragazze, vero? Con amore, sì. Con amore. Senta Ambrosi, ma secondo lei c'è qualcosa che si potrebbe fare per aiutare ancora di più? Oppure c'è qualcuno che non vuol vedere anche se potrebbe aiutare? Perché si fa così fatica a far capire quanto bisogno hanno questi ragazzi di essere aiutati, non per il loro bene, ma per il bene di tutta la società, perché questi ragazzi sono inseriti nella società? Parlo per l'ambito sportivo. Noi come Comitato Paralimpico, diciamo, come anche attività così, veniamo sempre dopo, siamo gli ultimi. È chiaro che prima vengono tutti gli sport più importanti, dove ci sono i riflettori, dove ci sono interessi, chiaramente dove ci sono gli sponsor. E di conseguenza anche noi facciamo fatica a reperire volontari tecnici, perché loro oltre ad essere allenati devono essere anche accompagnati. Certo. C'è un doppio lavoro che dobbiamo fare noi, che facciamo con passione, con amore, chiaro. C'è bisogno diciamo di un aiuto anche a livello istituzionale per queste società che lavorano
lavorano per far crescere queste persone. Io quando sono andata a Lignano Sabbiadoro, che ho fatto la ripresa su questa meravigliosa piscina olimpionica, e parlando con degli allenatori ho detto: perché Paraolimpiadi? Perché non ci deve essere un'Olimpiadi solo uguale per tutti? Perché dividere Olimpiadi e Paraolimpiadi? Secondo lei non sarebbe ora di finirla e di fare un'unica Olimpiadi, e anche che questi riflettori vengano anche su questi ragazzi, su questi atleti meravigliosi che forse lottano e stringono i denti ancora più di altri atleti? Forse merito più riflettori loro che certi atleti. Soprattutto. Ma già adesso sono cambiate le cose, perché è cresciuto l'interesse anche per le Paralimpiadi. Già oggi, quando organizzano, adesso quando organizzano le Olimpiadi, c'è sempre lo stesso interesse anche per le Paralimpiadi, fanno le dirette in TV. Speriamo che cappia che più qualcosa. Ci raccontava il nostro responsabile tecnico Lucia Bano, che è quella che da 40 anni segue gli atleti con la SPEA a Padova e ha cresciuto molti campioni, ha partecipato a molte Paralimpiadi. Le Paralimpiadi di una volta, ha finito le Olimpiadi, poi si sbaraccava e per loro rimaneva poco. Certo. Adesso è cambiato le cose, poi con testimoni anche qui in Italia come Zanardi, come Bebe Vio, che sono diventati, che portano un po' anche ad avere i riflettori, insomma, in quel contesto. È cambiato molto. Quanto è importante avere un atleta forte, trascinatore, per aiutare anche voi. E questi atleti famosi vi sono vicini? Sì, sono serviti, negli ultimi anni sono serviti. Questi atleti famosi sono serviti ad accendere i riflettori, tanto è vero che se organizzano, ad esempio domenica prossima c'è la maratona di Venezia, i riflettori sono anche per Alex Zanardi, non solo per il keniota che vince la corsa. Perciò vuol dire che appunto è importante anche far capire che questi riflettori devono anche far vedere quello che è veramente il sacrificio e l'impegno di questi atleti. Mamma Maria, quanto è cambiato, diciamo, tu hai vissuto questa storia con tuo fratello, da 20 anni ad adesso le cose? Cosa trovi di meglio e cosa trovi di peggio? Oppure è diventato tutto in meglio? Oppure è meglio fare un passo indietro? Cosa vuol dire? Nel senso di aiuti anche. Di aiuti, per me è rimasto come 20 anni fa. Dai? Sì, mio fratello vive con me, si è integrato nella mia famiglia e questo nel contesto non ho... Ma quando esce, ad esempio, le barriere architettoniche, questi aiuti ancora, soprattutto come hai detto, nella scuola, non si sono fatti passi in avanti, Maria? Da come che sento certe mamme, no, anche da maestri, no, infatti si legge ogni giorno, c'è carenza di maestri di sostegno, non danno perché non ci sono soldi, qua e là, nel contesto non penso che sia. In 20 anni dice è cambiato poco per l'aiuto a questi ragazzi? Beh, dalle scuole ormai, dalle scuole sono più di 20 anni che sono finiti. Sì, non penso sia cambiato più di tanto. Ci saranno maestri un po' più preparati di allora, però penso che il contesto sia ancora quello. Adesso voglio fare una domanda a tutti questi ragazzi, uno per volta. Tu sei andato a scuola? Come ti sei trovato a scuola? Bene. Con i compagni com'erano? Buoni. Cosa ti dicevano? Ti aiutavano se avevi bisogno di un aiuto? Sì. Avete capito? E tu sei andato a scuola, quando andavi a scuola, la scuola com'era? Ti aiutava la scuola e i compagni? Sì. Ti sei trovato bene? Sì. Hai mai avuto problemi? No. E tu, quando andavi a scuola, com'era? Che io alla scuola sì. Mi aiutavano, in più compagni tanto rispetto. Sentite? E dopo pian piano sono diventati ragazzi adulti, anche le ragazze adulte hanno comprato la loro autonomia. Lui continua a parlare di autonomia. Pensate quanto è importante per lui aver raggiunto da uomo questa parola magica, essere liberi, essere autonomi. Sentiamo, tu quando andavi a scuola com'era? O ti mettevano da parte, ti facevano dei brutti scherzi, oppure niente? Felice. Felice. Studiare. Sì. Ascoltare maestra. Ascoltare la maestra, avere rispetto della maestra. E di tuoi compagni hai un bel ricordo? Gentile, giocare insieme.
Vedete, avete sentito? Questi ragazzi dovrebbero essere premiati. Delle volte io vedo che fanno fatica a capire chi devono premiare, poi premiano delle persone e dicono: ma da dove vengo fuori che là, ma cosa che ho fatto per essere premiato? Allora io direi di iniziare a premiare questi ragazzi, questi genitori, che veramente in silenzio ma fanno proprio crescere anche noi come società, come modo di vivere, come modo di comportarci. Avete sentito? Nessuno ha parlato di bullismo, nessuno ha parlato di cattivi gesti, tutti mi aiutavano, ci aiutavamo, stavamo bene insieme, anche le maestre erano buone. Pensate cosa sentiamo questa sera dopo pagine di giornali, di telegiornali, di bullismo, di cattivi esempi. Lei come allenatore quanti cattivi esempi ci sono e quanti buoni esempi? I buoni esempi superano i cattivi a mio avviso, però il cattivo esempio è quello che fa audience, è d'accordo? Sì, ma più che altri cattivi esempi sono sui sport di squadra, perché nei sport singoli come ad esempio l'atletica o il nuoto uno si impegna perché non dipende dagli altri ma dipende da se stesso, per cui l'impegno è totale negli allenamenti per migliorarsi sicuramente e in gara, per cui non ci sono i cattivi esempi, purtroppo ci sono nei giochi di squadra, più che altro anche non solo ma vengono anche dai familiari, dai genitori, da chi ci gira intorno. Però, qui guardiamo sempre delle foto bellissime di questi ragazzi. Poi questi atleti si meriterebbero di essere premiati, ma sono comunque premiati perché i premi che guadagnano sono guadagnati per i loro meriti, per il loro impegno, per i loro allenamenti, perché loro sono abituati ad andare sul podio, a prendere le medaglie, non solo a livello nazionale ma anche a livello mondiale, ma solo le conquistano con il sacrificio degli allenamenti. Allora li presenti, ad esempio, iniziamo da lui. Cosa fa e ha vinto qualche premio? Allora, lui è un velocista, specialista dei 100 metri e 200 metri e da anni con la staffetta della SPEA 4% e 4x400 conquista la medaglia d'oro, è la più forte staffetta d'Italia ai campionati italiani. Ogni anno, quest'anno a Macerata, ad Ancona, l'anno scorso a Roma, ogni anno partecipa ed è un campione d'Italia. Poi, Michele Zugno è specialista del mezzo fondo, 800 e 1500 metri, lui nei campionati del mondo in Sudafrica del 2015 ha vinto l'oro, campione del mondo negli 800 metri, l'argento sui 1500 metri. Scusa, guarda che 800 metri che non sbagliamo, sì, negli 800 metri ha vinto l'oro. 800 metri piani, campione del mondo. La medaglia d'argento sui 1500 metri piani e la medaglia d'argento sulla 4x400 con la nazionale, con la staffetta nazionale. Esattamente, ha detto lui, perché se sbaglia l'allenatore, guardi... Oltre ad essere a vincere ogni anno i campionati italiani, perché è già campione italiano ogni anno. Bravissimo. Poi vicino a lui... Lui è un altro campione del mondo, rappresenta anche lui con la nazionale italiana. Vedete la divisa? L'Italia. Guardate il sorriso di questi ragazzi, guardateli! Quest'anno, guardate, nel mese di luglio... che belli, e anche si danno la mano, cari, sì. Posso dire una cosa? Sì, dilla. Io, 4 posti, ho fatto a 100 metri più peso, salto lungo, 400 per 100, fatto 4 posti. Sì. Quarto posto, prego. Allora, nel mese di luglio ho partecipato a campionati europei, parliamo sempre di atletica per atleti con sindrome di Down, che è la loro categoria. Sì. In Finlandia, a Tampere, ha conquistato l'oro con la staffetta 4x400 con la nazionale italiana, è arrivato quarto nel triathlon. Il triathlon è una specialità che è composta da tre discipline. Il lancio del getto del peso, salto in lungo e 100 metri piani, è arrivato quarto. Però nel 2015 in Sudafrica ha vinto l'oro in quella specialità. Anche tu l'oro? Mamma mia ragazzi. Mentre l'oro femminile quell'anno l'aveva vinto Nicole Orlando, che è stata quella donna nominata dal Presidente della Repubblica Mattarella nel discorso di fine anno, che poi è partecipato a Ballando sotto le stelle il sabato sera, è diventata famosa. Ecco, lei ha vinto il titolo mondiale femminile, lui ha vinto il titolo mondiale maschile. Addirittura, ma siete proprio bravi, proprio degli atleti. E poi qui abbiamo... Lui è l'atleta di punta. Oh là.
Allora lui è un campione di marcia, negli 800 metri marcia e 1500 metri, da anni è campione del mondo, campione europeo e primatista mondiale. Anche lui a Tampere in Finlandia ha conquistato 2 ori negli 800 marcia e 1500 marcia. Stefano è il nostro... Ormai a casa non ci stanno più le medaglie, non sa più dove metterle. Ma senti, allenatore, non ti viene un po' il dubbio che forse siamo noi che non abbiamo capito niente qua in Italia, che abbiamo degli atleti, perché noi vediamo sempre atleti stranieri che vincono e gli italiani sempre dietro, addirittura non ci sono. Poi lei ci sta proprio presentando degli atleti, medaglie d'oro, anche doppia medaglia d'oro, medaglia d'argento, allora c'è qualcosa che non mi torna. Perché così poco spazio a questi meravigliosi atleti che fanno grande il nostro paese? Perché loro rappresentano l'Italia. E come è vista questa nazionale quando andiamo in giro per il mondo? Lei che gira, abbiamo sentito dei posti meravigliosi, come venite accolti da italiani? Beh, intanto loro diciamo non c'è questa importanza intorno ai loro successi, perché l'unica cosa che vincono non guadagnano un abbraccio, okay? Guadagnano l'abbraccio, ma non guadagnano niente. Economicamente non guadagnano niente. Pensate. Ecco. E sarà poi meglio che scommissiamo anche qua, perché fuori di casa questi qua che dà l'abbraccio, si imbosca i skei e non gli dà niente, invece sarebbe ora che scommissasse anche tirare fuori qualche soldino per questi. Non ci sono premi economici nelle attività. Dimmi, cosa vuoi dire? Parla, di. Infatti, come anche la figlia, come economicamente non mai niente. A voi piacerebbe anche ricevere un premio, qualche soldino? Un premio sì. Oh là, adesso lo diciamo stasera, poi lo diremo anche a chi di dovere, dimmi. Per me testa, cuore, cappe, l'inno, Italia, per me. L'inno italiano. A loro piace tanto l'inno italiano, a loro piace andare sul podio per sentire il ma l'inno italiano. Ma avete sentito cosa provano e cosa sentono questi ragazzi? Ma poi quando siamo in pullman loro lo cantano sempre. Sono gli unici che lo sa, scommetto che altri atleti magari non lo sa neanche. Magari non lo sa neanche. C'è un atleta che poi vi presenterò che sta sorridendo, forse ho anche ragione, c'è qualche atleta che secondo lui sa benissimo che non sa neanche l'inno italiano, ma non è l'inno, è questo amore per questo sport, per vincere questa medaglia, è vero, per stare in compagnia, per divertirsi, perché lo sport è anche divertimento, ma dopo cosa riuscite ad ottenere? La medaglia d'oro, la medaglia d'oro, perché questi è tanto sacrificio, tanto impegno, ma è mai possibile che nessuno capisca quanto veramente voglia hanno questi ragazzi, questi atleti di dimostrare che loro ci sono, che esistono e che soprattutto stanno facendo di tutto per far migliorare anche noi. Guardiamo il prossimo servizio, vediamo cosa ci mandano in onda. Io esco per Treviso, io sono tanti anni che sono a Treviso e purtroppo sono stato colpito da questa disabilità. Devo viaggiare in carrozzina e viaggiare in carrozzina, camminare in carrozzina a Treviso diventa difficile. Francesco Zanga, 68 anni, da 4 vive giorno e notte con e grazie a questi macchinari. Ci accoglie nella sua casa del quartiere di San Pelaio, organizzata con montascale ovunque perché non può rimanere in piedi per molto tempo, altrimenti gli manca l'aria. Militare in pensione continua però a combattere la malattia del respiro con una forza d'animo unica che gli impone di reagire cercando di fare il più possibile una vita normale. Ecco allora che continua a frequentare la città con gli inevitabili problemi. E ieri sono dovuto andare in un locale vicino alla pescheria, io sono rimasto fuori perché era impossibile entrare con la carrozzina. Ecco allora la proposta. Lanciamo una sottoscrizione, facciamo una colletta per poter fare piccoli ritocchi. Cioè, i costi di queste piccole modifiche sono irrisori, non è una grande cifra, perché fare un piccolo zoccolo scorrevole su un locale
perché non farlo? Una colletta tra cittadini di buona volontà per migliorare la città. Io non lo auguro a nessuno, ma visto che l'età si è spostata in avanti, probabilmente a 80-90 anni finiremo tutti sulla carrozzina. Infine un messaggio al primo cittadino. Rivolgo al sindaco, che è giovane e che non pensa a queste cose, ma io ti auguro, sindaco, di arrivare a 90 anni. E quando avrai 90 anni, io non credo che sarai perfetto come adesso. Forse una carrozzina la dovrai usare anche tu. Quindi prevenire è meglio che curare. Prevenire è meglio che curare. Qui si parla di barriere architettoniche. Mamma Maria, cosa vuol dire girare e trovarsi queste barriere architettoniche? Per te come mamma non ti viene mai in mente, ma qui nessuno fa niente. Cosa ti viene da pensare quando ti scontri con questa barriera architettonica? Fortunatamente non hanno carrozzina, camminano però con pensi anche agli altri. Però pensando... penso quando vedo persone con le carrozzine che o i marciapiedi che sembrano dune del deserto e che sono costretti ad andare in strada tra le macchine, che la gente non pensa, nessuno pensa, i politici proprio meno che te meno. Vai anche su un ospedale, già là che ci sono persone che arrivano che hanno bisogno di una carrozzina, non sono adeguati, già là. Già là. Allenatore, lei con le barriere architettoniche? Beh, noi, questi ragazzi, allora noi, oltre a questi ragazzi noi seguiamo anche atleti sempre con disabilità intellettiva che hanno problemi anche, riescono solo a camminare anche piano, per cui noi con la stessa passione alleniamo loro che corrono forte come l'atleta che fa i 50 metri di cammino. Okay? Quando arriva l'abbracciamo, gli facciamo festa lo stesso, per cui viene a allenarsi e gareggia, ci sono le gare anche per loro, si chiama l'attività promozionale e li accompagniamo alle gare. È chiaro che quando ci sono da fare dei scalini, qualcosa li dobbiamo accompagnare, certo. Perché non tutti hanno la possibilità come loro, poi c'è quello che si muove in una maniera e quello che ha più difficoltà, li accompagniamo. Però delle volte basterebbe così poco, anche un po' di buon senso, che delle volte basta una pedana anche in un negozio, ecco che il problema non diventa così grave come averla o non averla la pedana, però pochi ci pensano. È una questione anche di cultura, secondo lei? Guardi, ho accompagnato di atleti con disabilità fisica in carrozzina a certe premiazioni dove che sul palco non c'era lo scivolo. Pensate? Ma non parlo solo di sagre paesane, ma anche di teatri importanti in Italia, in Veneto. Cioè premiano questi ragazzi e poi quando dobbiamo accompagnare l'atleta in braccio. Guardate questi atleti, guardate cosa fanno, guarda, sono di una bravura unica. Allora, intanto che si prepara la nostra cantante, perché dobbiamo sentire anche lei, Elena Baldan, la musica di Angela con queste bellissime canzoni, dopo questo giro di chiacchierata, cosa pensi di questi atleti, di questi uomini e soprattutto di quanto impegno, come tu lo metti nel canto, nella musica, nel suono, loro lo mettono invece nello sport. Cosa vuoi dire a questi ragazzi? A questi uomini, che ragazzi? Penso che abbiano una grande forza di volontà e che assolutamente non è da tutti, anzi veramente complimenti e un grande in bocca al lupo per tutto. Allora con quale canzone chiudiamo la prima parte? Soprattutto la dedichiamo a loro questa canzone. Allora che canzone hai scelto per loro? Guardate che è tutta per voi questa canzone. Sentiamo cosa dice la nostra cantante Elena Baldan. Allora, adesso canto Have You Ever Seen the Rain, ovvero Hai mai visto la pioggia, che si può ricollegare a dei momenti tristi della vita di una persona e si spera che poi comunque dopo la pioggia ci sia il sole. Benissimo, allora sentiamo e chiudiamo questa prima parte con questa bellissima voce e musica di Elena e poi andiamo alla seconda parte. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, in the rain, a sunny day. I
on a sunny day. Yesterdays and days before, sun is cold and rain is all I know. And that I wait for all my time, till forever on it goes, through the circumference and slow. I know it can stop, I wonder. Coming down on a sunny day. Elena Baldan, tra pochissimo, non cambiate canale, rimanete con noi.